Scoppia la polemica dopo la richiesta di alcuni genitori bengalesi perché alla mensa scolastica si serva carne halal. Durissimo l'assessore regionale Marcato, la mangiate a casa vostra. Ancora aggressioni al personale ACTV, l'ultimo caso nel fine settimana ai danni di un autista a Piazzale Roma, Venezia. L'azienda annuncia azioni penali contro i responsabili. Lei si rifugia a casa dell'amica, lui entra dalla finestra e la aggredisce. Operaio arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri a San Donà di Piave. Venezia e Mestre sempre più verso uno sviluppo economico quasi unicamente turistico, l'allarme lanciato dalla CGIL veneziana che invita anche a scelte diverse. È un 38enne di San Donà, rapinatore seriale che per 3 volte ha assaltato la stessa farmacia a Conegliano. Fatale l'ultimo colpo, ad aspettarlo ha trovato la polizia. Mestre per 2 giorni capitale dei panificatori d'Italia, laboratori, aree didattiche ed anche incontri per approfondire un alimento di importanza storica e religiosa. Prima sconfitta in campionato per l'Umana Reyer che cade a Bologna contro la Fortitudo, gli Orogranata entrano in partita troppo tardi, finisce 89-82. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri TG. In primo piano la questione mense scolastiche e la protesta scoppiata dopo la richiesta di alcuni genitori bengalesi di avere la carne halal nel pasto scolastico. Dura la risposta dell'assessore regionale Roberto Marcato. Sentiamo. Cari genitori musulmani, se voi volete mangiare la carne halal, ve la andate a mangiare nei vostri paesi dove è il Corano che determina la legge, la norma. Nel paese in cui vivete oggi, cioè l'Italia, e nella regione in cui vivete oggi, cioè il Veneto, le leggi le fa la regione, le fa il Parlamento, non le fa il Corano, per cui noi dobbiamo rispettare le leggi, le norme delle istituzioni, non di un libro religioso. L'assessore leghista Marcato risponde così alla richiesta di un gruppo di genitori bengalesi con i figli frequentanti la scuola Giulio Cesare di Mestre di poter inserire nel menù della mensa la carne halal, una vicenda che sta scatenando non poche polemiche, soprattutto per le modalità di preparazione di questa carne. Questa carne halal è una carne che per essere tale la bestia deve essere macellata secondo un rituale, vado a leggere, ovvero seguire le linee guida tradizionali indicate dalla Sunna, quindi Corano. Gli animali devono essere coscienti al momento dell'uccisione, bellezza, che deve essere procurata l'uccisione recidendo la trachea e l'esofago e sopravvivere per il dissanguamento completo dell'animale, cioè l'animale è vivo finché completamente non viene dissanguato. Io la trovo una atrocità assoluta questa. Se l'agnello viene ucciso da un macellaio italiano, apriti cielo. Se gli animali vengono trucidati con enormi sofferenze senza rispettare, questo non è un problema, ma fatemelo capire. In ogni caso, un messaggio lo voglio dare chiaro anche ai dirigenti scolastici e a chi adesso sta cercando soluzioni. Non c'è nessuna soluzione. La carne halal te la vai a mangiare nel tuo paese? Sulla questione è intervenuto anche il console onorario veneto del Bangladesh. Tale richiesta non può essere accolta perché non fa parte, non rientra nella normativa vigente e la sentenza 20.504 del 2019 delle sezioni unite ha perfettamente chiarito che il progetto formativo scolastico, che comprende anche la fruizione del servizio mensa, è un progetto che deve rispettare il principio di uguaglianza, che non deve creare discriminazioni. Queste minoranze vanno isolate, valuteremo azioni legali e la presa di posizione del direttore generale di AVM dopo gli ultimi episodi a danno di un marinaio ACTV e di 3 autisti. Venerdì l'aggressione a un marinaio ACTV, sabato notte a Piazzale Roma un uomo è andato in escandescenze piazzandosi davanti a un autobus per bloccarne la partenza e nemmeno il tentativo di 3 autisti è servito a riportare la calma. 2 episodi nel giro di poco tempo che portano il direttore di AVM a fare una considerazione generale.
Io credo che queste minoranze, sottolineo sono delle minoranze, debbano essere isolate. Non si può pensare di tollerare questo tipo di comportamenti. E qui un appello va fatto non solo alle forze dell'ordine che ci stanno dando una grande mano e che hanno il nostro ringraziamento costante, ma va fatto un appello anche alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini che sono persone oneste e che devono reagire di fronte a certi comportamenti, devono schierarsi dalla parte dei lavoratori e devono vigilare su certi comportamenti, perché credo che sia ora di finirla, che ogni tanto per una questione anche forse a volte di paura le persone si voltano dall'altra parte. Nei prossimi giorni Seno incontrerà il marinaio e i 3 autisti. L'azienda, sulla base anche dei filmati che abbiamo a disposizione, valuterà le eventuali azioni legali. Picchiava la compagna da anni, i carabinieri hanno arrestato un 30enne di origine albanese. 2 anni di violenze, ma non ha trovato la forza di denunciarlo, fino a domenica, quando una donna di Fossalta di Piave, di fronte allo spavento, si è rifugiata a casa di un'amica a San Donà, ma lui è riuscito a raggiungerla, aggredendola per l'ennesima volta entrando dalla finestra. A quel punto i vicini allarmati hanno chiamato i carabinieri e il compagno della donna, un operaio 30enne di nazionalità albanese, è stato arrestato. I militari hanno accompagnato la vittima all'ospedale e poi accolta nella stanza tutta per sé, allestita in caserma proprio per ascoltare i racconti delle vittime di violenza. Lei qui ha raccontato i 2 anni di vessazioni fisiche e psicologiche mai denunciate. Negli ultimi tempi la famiglia, che ha 2 figli piccoli, era monitorata dai servizi sociali e dall'unità operativa dell'ULSS 4 dedicata all'infanzia su segnalazione della scuola frequentata da uno dei 2 minori, circa un'ipotesi di trascuratezza del bambino. Votata dal Consiglio regionale del Veneto la settimana scorsa la richiesta di un referendum per cambiare in senso maggioritario la legge nazionale, la legge elettorale nazionale, è stata depositata in Cassazione assieme a quella di altre 7 regioni. Il 25 settembre, con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, il Consiglio regionale del Veneto è stato il primo in Italia ad aver approvato una deliberazione amministrativa per indire un referendum abrogativo della quota proporzionale nel sistema elettorale di Camera e Senato. Dopo quello del Veneto sono arrivati i sì di altre 7 regioni: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Liguria. La Lega ha potuto così depositare in Cassazione la richiesta di referendum per cambiare in senso maggioritario la legge elettorale nazionale. È il primo passo per restituire voce ai cittadini italiani, ai quali sarà chiesto di decidere su una questione semplice e fondamentale, hanno commentato il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e il Presidente della prima Commissione permanente Alessandro Montagnoli, dopo aver depositato in Cassazione la deliberazione approvata mercoledì a Palazzo Ferrofini. Il Vicepresidente del Senato Roberto Calderoli ha affermato di non temere rifiuti dalla Corte Costituzionale, sottolineando una richiesta proveniente da 8 regioni, molto al di sopra delle 5 richieste e soprattutto in rappresentanza di tutto il nord, del centro, del sud e delle isole del paese. Stabilire le distanze dei divieti di installazione di nuove antenne radio base nei siti sensibili e promuovere maggiore condivisione delle scelte con i residenti sono tra le richieste del PD veneziano, che ha presentato una serie di modifiche al regolamento edilizio comunale. Quante antenne ci sono in Comune di Venezia? In Comune di Venezia ci sono oltre 300 antenne, circa 343, questi sono gli ultimi dati che siamo riusciti a ricavare tramite l'ARPAV e il Comune di Venezia. Solo nell'ultimo anno ce ne sono state nuove 17 installate più o meno equamente tra Mestre e Venezia. Perché a Burano si vedessero forze dell'ordine in assetto antisommossa, sicuramente uno scenario insolito nella tranquilla quotidianità dell'isola, ci è voluto il progetto di installazione di un'antenna di telefonia mobile e le conseguenti perplessità dei residenti. È evidente che si pone un problema serio di come vengono gestite le installazioni, di come il Comune dà le autorizzazioni. Io credo, ovviamente c'è una normativa a quale attenersi, una normativa nazionale. Noi abbiamo chiesto fin da subito un piano delle antenne per cercare di condividere con i cittadini la miglior localizzazione possibile, garantendo comunque la copertura del servizio, che è l'obbligo imposto dalla normativa. In questo ambito il nuovo regolamento edilizio del Comune di Venezia rappresenta una prima risposta che però, secondo il Partito Democratico, non è ancora
sufficiente. Per questo ne ha chiesto una formale revisione, presentando una serie di emendamenti ad hoc in Consiglio Comunale. Noi chiediamo di fare un passo in più, chiediamo per esempio delle distanze minime dai siti sensibili, che sono gli asili, le scuole, i luoghi di ritrovo per anziani e bambini, l'obbligo del ecosite, cioè ancora oggi ci sono antenne a poche centinaia di metri l'una dall'altra, quando magari si potrebbe obbligare il gestore, compatibilmente con gli aspetti tecnici, di usare un'unica antenna, un unico impianto. Non è pensabile che i cittadini vedano montare le antenne dalla mattina alla sera soltanto per distrazione. Serve un percorso partecipato. Venezia e Mestre sono sempre più indirizzate verso uno sviluppo economico basato quasi esclusivamente sul turismo. L'allarme è stato rilanciato dalla CGIL veneziana, che invita a fare delle scelte diverse. Sicuramente si è fatta la scelta più semplice, e cioè quella di puntare tutto sul turismo, che è sicuramente una grande risorsa per la città, ma non può essere l'unica scelta. Sul resto si è rimasti sostanzialmente a balbettare senza che ci fossero prospettive vere. Diversificazione del portafoglio. In economia finanziaria è la regola aurea codificata negli anni 50 dal premio Nobel Henry Markowitz, che calcolò nello specifico come mettere insieme titoli diversi per natura, rischio e rendimento per ottenere investimenti con performance più alte e bassa rischiosità. Lo stesso concetto probabilmente può applicarsi anche ad altri campi, all'economia di un comune come quello di Venezia, ad esempio, che invece negli ultimi anni sembra incamminarsi anche a Mestre in uno sviluppo che i critici definiscono della monocultura turistica. Certamente bisogna puntare su una città plurale, cioè una città che con le sue caratteristiche, che è un po' il centro del mondo, può puntare sia su una rivalutazione di Porto Marghera, dell'industria, magari anche di un'industria che sia ecocompatibile con i temi della logistica, con i temi del turismo, con il tema dei servizi. Il problema è che appunto dovrebbe essere una città plurale, non una città semplicemente turistica. Temi che sono stati al centro di un incontro promosso dalla CGIL con esponenti politici locali in un periodo in cui le prossime scadenze elettorali, dal referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre alle prossime consultazioni amministrative, impongono una riflessione su quale futuro economico e lavorativo possa esserci nei prossimi anni. Il problema è sempre quello di fare delle scelte. Tra l'altro, una questione che noi sottolineiamo è il fatto che dentro tutto questo ci sono anche grandi fenomeni di lavoro nero, di lavoro sottopagato, di illegalità che non vengono a galla e che di fatto fanno passare Venezia per una città che non può essere certo di esempio su queste questioni. È un 38enne di San Donà di Piave, il rapinatore seriale che per 3 volte ha assaltato la stessa farmacia a Conegliano. Sabato scorso gli è andata male, ad aspettarlo ha trovato la polizia. Il video della cattura. Eccolo mentre entra per la 3ª volta nel giro di neanche 20 giorni nella farmacia dei Colli a Conegliano. Sembra Diabolic, tutto vestito di nero, passamontagna a celare il volto, ma dell'immaginario ladro non ha certo l'astuzia. Il rapinatore seriale arrestato sabato dalla polizia. Tutte le fasi della cattura sono immortalate nel video girato dalla telecamera piazzata nel negozio. L'uomo entra come le altre volte armato di pistola giocattolo. La farmacista, che l'aveva visto dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, si barrica in ufficio con la sua collaboratrice e chiama il 113. A questo punto entrano in azione i 2 poliziotti che dopo settimane di indagini erano già in servizio di vigilanza in Borghese davanti alla farmacia. Lo bloccano, ne nasce una colluttazione, un poliziotto resta leggermente ferito, ma alla fine il rapinatore viene arrestato. Si tratta di Luca Roberto Pasquino, 38 anni, di San Donà di Piave, rapinatore in trasferta, visto che si è scoperto che sabato scorso, come pare anche per le altre 2 rapine, l'uomo salisse in treno alla stazione di San Donà per raggiungere e razziare la farmacia prescelta. Nella sua abitazione, nascosti in un boschetto a Conegliano, gli agenti del commissariato e della squadra mobile hanno rinvenuto diversi oggetti riferibili alle rapine. Le indagini continuano per verificare se all'uomo, oltre ai 3 alla farmacia di Via Molena, siano riconducibili anche altri colpi. Un ricercato con mandato internazionale è stato arrestato durante i controlli antidroga dei carabinieri a Mestre e Marghera.
È stato arrestato nel corso dei controlli antidroga dei carabinieri, fermato in zona di via della Pila a Marghera, un moldavo di 28 anni è risultato ricercato con provvedimento internazionale, accusato in madrepatria di numerosi furti con contestuale richiesta di estradizione. Per lui sono scattate le manette in attesa del viaggio verso il paese est europeo. Nel corso delle operazioni è stato denunciato un uomo di Chioggia fermato al volante in evidente stato di ubriachezza, si è rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico. Per lui sono comunque arrivati il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. 2 persone sorprese nel parcheggio di un locale con modiche quantità in particolare di marijuana sono state segnalate al prefetto come consumatori di stupefacente. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri TG. Gli attivisti dei gruppi contro lo spopolamento di Venezia 25 aprile e Venezia Mio Futuro rispolverano sui propri profili social l'hashtag Mi no vado via in appoggio all'iniziativa di Italia Nostra contro il prestito alla Francia dell'uomo vitruviano di Leonardo, custodito alle gallerie dell'Accademia. Sulle pagine Facebook sono comparse le fotografie dell'opera di Leonardo corredate dall'hashtag e con la didascalia nato a Milano da padre toscano nel 1490 circa, residente al civico 1050 del Sestiere di Dorsoduro dal 1822. Mi ci trovo benissimo, alla mia età non amo i traslochi. Nei giorni scorsi la sezione di Venezia di Italia Nostra aveva annunciato di valutare un ricorso al TAR del Veneto contro l'accordo sul prestito dell'opera per la mostra parigina che si aprirà il prossimo 24 ottobre al Museo del Louvre. Per 2 giorni, cambiamo ora decisamente argomento, per 2 giorni Mestre è diventata la capitale dei panificatori d'Italia, non solo laboratori ed aree didattiche ma anche incontri per approfondire un alimento che riveste un'importanza storica ma anche religiosa. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, benedice il pane donato dall'Associazione Panificatori durante la Santa Messa per il patrono San Michele celebrata nel Duomo di Mestre. Il primo pane di cui si abbia certezza, ritrovato in Giordania, risale circa al 12.000 a.C. ed è difficile pensare ad un alimento che rivesta più importanza e trasmetta più suggestione del pane. Per 2 giorni Mestre è diventata capitale dei panificatori d'Italia, con la manifestazione Pane in Piazza nell'ambito della Kermesse Saor, Saperi e Sapori veneziani in festa. Il tema che noi abbiamo affrontato è un tema che è sentito a una storia antica e soprattutto a un futuro che è legato alle tradizioni, è legato al cibo, ma il cibo è quello proprio l'ABC del nostro modo di stare in comunità, stare assieme. È quella che è poi la tradizione fortemente cattolica della nostra storia, ci porta a fare un binomio che è un binomio che non può essere in nessun modo diviso. Proprio il pane nelle religioni è stato il tema di un convegno voluto dall'Associazione Panificatori in collaborazione con la Confcommercio Metropolitana. Sul chiosco delle M9, dove ho visto i 3 rappresentanti delle religioni ebraica, l'Islam e cristiana, che si sono raccontati su quello che è il rapporto della religione con il pane e comunque alla fine, non so, mi sembrava una cosa sola, quindi abbiamo unito 3 religioni con un unico prodotto, il pane. E poi protagonisti sono stati i maestri dell'arte bianca provenienti da tutta Italia, impegnati in Piazza Ferretto sia nel laboratorio di panificazione che nell'area didattica per informare i consumatori sulle proprietà del pane. Il pane è proprio simbolico, però vorrei ricordare che è anche l'idea di una trasformazione artigianale, industriale che facciamo in Italia e che mette in evidenza l'importanza della nostra produzione agricola e per cui tutti quei lavoratori che spesso non vengono neanche ricordati ma che fanno il lavoro duro nella terra e sono quelli tra l'altro che ci fanno mangiare e ci fanno vivere. Un cartone animato per promuovere le buone maniere, l'iniziativa è dell'Associazione Veneziana Garanzia Civica, sempre in prima linea nel promuovere i valori del rispetto ambientale e della coesione sociale in città, un'opera che è stata portata avanti insieme ai bambini, ragazzi ed insegnanti delle scuole del territorio.
si intitola Filosofia a Venezia in cerca di magia e il suo messaggio dice che ognuno di noi può dare qualcosa, anche con il solo buon esempio, per guidare il comportamento degli altri. Nel corto animato ricopre un ruolo di primo piano la lettura, che in questo caso rappresenta la chiave di volta per individuare soluzioni. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Veneziana Garanzia Civica presieduta da Andrea Russo e rientra nella campagna lanciata da alcuni anni dalla stessa associazione intitolata Indecorosamente. L'autore del filmato è Francesco Nardo, che racconta. È una storia semplice che trasporta i due piccoli eroi tra le calli di Venezia. Questa splendida città è resa ancora più affascinante dalla poesia di Ugo Pratt, al quale ho preso in prestito i cosiddetti luoghi magici che sono suggeriti nel suo racconto forse più rappresentativo, che è Corte Sconta detta Arcana. Il corto animato è stato presentato anche nello spazio della Regione Veneto alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'autore ha ringraziato il suo gruppo di lavoro. Valerio Held ha realizzato il progetto grafico, il poster, l'immagine del progetto, mentre Valentino Favotto si è occupato della colonna sonora e dei suoni. Vittorio Matteucci, che ha prestato la sua splendida voce per narrare le varie fasi della storia. Tutela e salvaguardia ambientale, riscoperta delle buone maniere e dei comportamenti virtuosi sono alcuni dei cavalli di battaglia di Garanzia Civica. Nei dialoghi emergono soprattutto le formule di cortesia come grazie, prego, scusi, buongiorno, che si stanno perdendo, stanno scomparendo e che invece creano contatto umano e sviluppano i 5 sensi, altro che social. Siamo ora alla pagina dello sport, basket, niente da fare per l'Umana Reyer, battuta fuori casa da Fortitudo Bologna. In un clima caldissimo e pieno di energia, la prima della Fortitudo Bologna in casa contro i campioni d'Italia non ha portato fortuna agli Orogranata, che sono rientrati con un 89-82. Sapevamo che sarebbe stata una partita in cui Bologna avrebbe sfruttato sin dall'inizio l'entusiasmo e l'energia di un ritorno in Serie A dopo tanti anni, giocare davanti al proprio pubblico, questo grande pubblico, però devo dire che abbiamo impattato molto bene la partita offensivamente, cosa che invece non abbiamo fatto a livello difensivo, perché comunque chiudere i primi due tempi con 51 punti subiti non è certamente fuori casa, non è certamente un buon viatico per poi portare a casa la partita. Terzo e quarto quarto difensivamente qualcosa di meglio, soprattutto il terzo quarto meglio, poi però Bologna è stata molto brava a scavare un divario, ma noi siamo stati altrettanto bravi a rientrare con grande, devo dire, acume tattico che non abbiamo invece usato nei primi due tempi, giocando veramente senza attaccare i nostri vantaggi. Ora però i ragazzi di coach De Raffaele devono pensare a dare il massimo nella prossima sfida. Noi ci prepariamo ora per una sfida martedì molto difficile in Eurocup, sapendo che però l'atteggiamento che abbiamo avuto il quarto quarto a livello difensivo con un quintetto veramente atipico deve essere un atteggiamento, un modo di difendere che ci deve seguire per tutta la stagione, perché questo è un campionato difficile, con tante squadre falsamente dichiarate corte, e sottolineo falsamente dichiarate corte, che in realtà sono clamorosamente lunghe. Uno sguardo alla programmazione serale, 20:10, subito dopo i TG torna come sempre, ospite in studio questa sera Vincenzo Marinese, presidente della Confindustria di Venezia e Rovigo, e poi a partire dalle 21:15 come ogni lunedì l'appuntamento con Ring, la politica alle corde, ospiti di Ferdinando Avarino, questa sera il senatore Andrea Ostellari della Lega, l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, Alessandro Luigi Bisato del Partito Democratico e Giacomo Vendrame della CGIL del Veneto. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Il mese di ottobre inizia all'insegna della variabilità. Una perturbazione si avvicina al nostro territorio e martedì ne avremo
le prime avvisaglie. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo piuttosto nuvoloso dappertutto, al mattino si manterrà ancora asciutto, dal pomeriggio nuvolosità più diffusa e compatta con piogge sparse, tuttavia più frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione, più occasionali invece su quelle meridionali. Temperature stazionarie minime tra i 15 e i 19 gradi, massime comprese invece tra 21 e 25 gradi circa. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con molte nubi fin dal mattino e con qualche piovasco a carattere sparso. In nottata però peggiorerà un po' su tutti i settori. Temperature invariate minime tra 16 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo locali acquazzoni sui settori meridionali della nostra regione, sarà invece più asciutto e soleggiato altrove. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 24 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.